È una giornata storica in casa Città di Messina, è una giornata storica in casa Wisport. Siamo allo stadio San Nicola di Bari, uno degli stadi d'Italia 90, lo stadio di Italia-Inghilterra 2-1. Antonio Caroè è pronto e lieto di raccontarvi della sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie D. Il Bari ospita il Città di Messina, dalla parte la formazione di mister Cornacchini assoluta, protagonista di questo campionato al primo posto con 8 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. È la miglior difesa con 3 gol al passivo e il miglior attacco con 20 reti fatte. Il Città di Messina la prima vittoria l'ha trovata la settimana scorsa per 2-1 contro il Rodonda, è la prima della propria stagione, 3 pari e 4 sconfitte, 6 gol fatti e 10 subiti che ne fanno l'ottava miglior difesa del torneo. Cambia poco, cambia pochissimo mister Furnari, è sempre 3-5-2 con Paterniti tra i pari in difesa, confermatissimi Bellopede, Berra e Bombara a centrocampo. Eccola l'unica variante con Cardia che va a rilevare Calcagno e l'11 titolare Ferraù e Cangemi ai lati del centrocampista ex Igea Virtus. Sugli esterni ci vanno Fofana e Fragapane, in attacco Codagnone e Di Vincenzo, dall'altra parte è il Festival delle Stelle con Brienza a supporto dell'unica punta Simeri. Arbitra la partita il signor Munerati, la sezione di Rovigo, suoi assistenti Bernardini e Cremona, entrambi della sezione di Genova. Eccola la sciarpata prepartita da parte della tifoseria del Bari, 12.000 spettatori al San Nicola quest'oggi e si può partire con una sfida inimmaginabile tra Bari e Città di Messina. Total black per il Bari che prova subito in avanti, pallone dall'altra parte per Floriano che non riesce ad agganciare, la sfera si perde sul fondo. Ancora la formazione di mister Cornacchini, calcio d'angolo di Brienza, colpo di testa, il pallone per poco non trova la via della rete, ci ha provato Simeri in questo caso, calcio di punizione per l'ex Palermo Franco Brienza, sistema alla barriera Paterniti, va con il mancino il numero 10, il pallone sopra la traversa anche in questo caso il Bari nel proprio monologo offensivo. Ancora qui con Floriano che prova a scappare, la sua serpentina prova a mettere dentro, la sfera viene allontanata sui piedi di Nannini che prova il mancino in 2 tempi, riesce a parare Sebastiano Paterniti. Ancora in avanti il Bari che qui forse fallosamente recupera il pallone su Cangemi, l'azione poi è da PlayStation con il pallone nel corridoio per Brienza, parla per Simeri sul secondo palo, si smarca tutto solo Floriano che trova il gol del vantaggio. Siamo al minuto 32, stavolta se lo sono persi quelli del Città di Messina e Floriano ha trovato la via della rete per far esplodere lo stadio San Nicola. Adesso è 1-0, il Città di Messina soffre tantissimo, riesce a difendersi in maniera ordinata ma attacca soltanto il Bari. Qui il colpo di testa da parte di Zaccaria Amlili che manda il pallone alto sopra la traversa, prova a smorzare gli animi Bellopede, qui progressione, conclusione dalla distanza, pallone tra le braccia dell'estremo difensore della formazione barese. Qui il rinvio sciagurato da parte di Paterniti che va a servire inavvertitamente Floriano, pallone nel corridoio per Brienza che tocca, conclusione di Amlili ancora una volta con il mancino, ci ha provato il centrocampista ma ancora una volta ha risposto bene Sebastiano Paterniti. Si chiudono le ostilità per il primo tempo, fischio delle volte Munerati e manda le 2 squadre al riposo. Il Bari è in vantaggio grazie al gol al 32esimo siglato da Floriano. Nel secondo tempo è Ferraù a provarci con il mancino dalla lunga distanza, ben supportato in questo caso da Bombara, pallone però altissimo sopra la traversa, qui scappa in marcatura il Bari, pallone ancora per Floriano che salta Bombara, il suo destro però va alto sopra la traversa. Il Bari prova a chiudere la partita, qui Floriano prova l'azione personale, scarica per il compagno Simeri, conclusione dalla distanza, il pallone però finisce di un soffio al lato a un passo dal raddoppio. La formazione del Bari entra Galesio nella Città di Messina, prova a cercare centimetri in più in avanti, qui Franco Brienza ma Bombara è spettacolare a chiudere per evitare il possibile 2-0 dell'ex Palermo. Entra anche Alessandro Bonamonte, standing ovation per l'uscita dal campo invece di Brienza. All'altra parte ancora un doppio cambio per mister Furnari con Cannino e Princi sul rettangolo verde. Poco dopo sarà il turno di Francesco Calcagno che entra al posto di Cardia, attacca qui il Città di Messina, ci prova Bonamonte. Negli ultimi 20 minuti la formazione giallorossa avrà un paio di occasioni per cercare un clamoroso pareggio, qui pennellata da parte di Calcagno per Fofana, uscita provvidenziale del portiere del Bari che evita il gol del pareggio. Di lì a poco arriverà anche il triplice fischio, Munerati mette fine alle ostilità, vince il Bari per 1-0 grazie alla rete di Floriano, perde il Città di Messina che esce a testa alta dal Tempio del San Nicola e fra 3 giorni sarà il momento del derby contro l'ACR. Noi ci saremo, amici della Wisport, vi porgiamo un cordiale saluto e vi rimandiamo alla prossima.